Nel progetto Renewing Health la Regione Veneto partecipa coinvolgendo 9 aziende sanitarie e partecipando a 3 cluster di patologia. Il cluster 5 che riguarda la broncopneumopatia cronico-ostruttiva, il cluster 7 che riguarda lo scompenso cardiaco cronico e il cluster 8 che riguarda il monitoraggio dei device impiantabili cardiaci. La Regione Veneto ha deciso di centralizzare la raccolta dei dati di telemonitoraggio in un unico centro, lo stesso centro che gestisce anche i servizi di telesoccorso. In questo modo i dati vengono convogliati in un unico centro che mette a disposizione poi i dati sul portale. I dati vengono raccolti a domicilio attraverso l'utilizzo di alcuni strumenti molto semplici che raccolgono alcuni parametri vitali dei pazienti. Tutti i pazienti hanno a disposizione un braccialetto che raccoglie dati relativi alla frequenza cardiaca, alla pressione arteriosa, nel caso dei pazienti broncopneumopatici cronici anche i valori di ossimetria. Nel caso dei pazienti con scompenso cardiaco viene raccolta anche una traccia elettrocardiografica che consente così di monitorare più direttamente l'attività cardiaca. I dati una volta raccolti vengono convogliati per via informatica ad un unico centro di raccolta dove c'è un monitoraggio di questi dati. Nel momento in cui scatta un allarme perché qualche parametro è fuori scala, l'addetto al controllo verifica che l'allarme sia effettivamente legato ad un problema di salute e non piuttosto ad un errore di registrazione. Una volta verificato questo, poi attiva di volta in volta il medico di medicina generale piuttosto che non il 118 per portare l'assistenza più adeguata al paziente. I dati sono disponibili su un portale, per cui anche il medico che ha in carico il paziente, piuttosto che non lo specialista, possono accedere continuativamente a questi dati e quindi decidere di volta in volta gli aggiustamenti terapeutici necessari, piuttosto che non predisporre delle visite domiciliari che consentano così di mantenere il più possibile il paziente a casa, evitare quindi i ricoveri, evitare i peggioramenti delle patologie non controllate. Una variante di questo sistema è rappresentata dall'invio a domicilio del paziente di un infermiere con un kit per la rilevazione dei dati. È stato scelto in un'azienda sanitaria per la peculiarità della geografia dell'azienda e ancora una volta però i dati vengono raccolti e inviati ad un portale a disposizione dello specialista di riferimento. Per quanto riguarda il monitoraggio dei device cardiaci impiantabili, il modello è diverso, nel senso che per la specificità della patologia i dati una volta raccolti vengono inviati direttamente alla cardiologia di riferimento che può così monitorare l'andamento del paziente e intervenire prontamente in caso di necessità.